a 5,5 di grasso e 5 di proteine, uno, e l'altro porta il latte a 7,5 e 6,5, le rese sono completamente diverse, perciò non dipende soltanto dalla tecnologia, dipende anche dal latte di partenza. Per cui c'è tutta una serie di fattori, però questo chiaramente, se vuole dopo ci fermiamo e mi dà i suoi dati che mi interessano molto, perché si assommano anche ad altri e fanno la cultura generale, perché poi io la diffondo. Ciò per un vantaggio rispetto a molti, che io ho, per il mestiere che faccio ho l'occhio un po' lungo. L'occhio lungo perché giro il mondo e vado a vedere cosa fanno le altre realtà zootecniche, cosa stanno combinando i brasiliani, ad esempio, che sono diventati una potenza planetaria in zootecnica. Cosa fanno i brasiliani che si hanno bruciato il 40% del raccolto della soia quest'anno per una malattia nuova, per cui la soia arriverà a prezzi inarrivabili. Parliamo di 40, 45, 50 euro al quintale del prezzo del frutto della soia, tanto per capirci. Cosa fanno i brasiliani con 180 milioni di bovini? Cosa stanno facendo i cinesi, in cui hanno un deficit del 50% del latte? Cosa stanno facendo i neozelandesi che stanno polverizzando il latte e lo stanno facendo seguire il frutto del petrolio? Insomma, ho questa possibilità, ma mi occupo anche di altre specie, mi occupo di cosa stanno facendo i maiali, cosa stanno facendo le galline ovaiole in Italia, perché un uovo venduto ai cinesi spiazza un po' di formaggio perché sono sempre proteine di origine animale, cioè ho questo vantaggio di capire a livello planetario cosa sta succedendo e quanta gente ci sarà fra 25 anni a mangiare intorno alla tavola di questo mondo. E saremo tanti, nel 2050 saremo 9 miliardi e questi 9 miliardi fra pochissimi anni richiederanno prodotti di origine animale. Il consumo dei cereali rimarrà costante, dei vegetali rimarrà costante, raddoppieranno le produzioni delle proteine d'origine animale, per cui noi abbiamo di fronte a noi una sfida che non è soltanto la sfida locale del campanile, che mi fa piacere sentire che sia una cosa che appassiona, anche perché a Usini vogliono l'olio di Usini, tanto per capirci, ma non se ne esce se non si fa l'olio di Sardegna, perché Usini c'ha 4 alberi. Per cui è evidente che in questo scenario qui bisogna ragionare in maniera molto più complessiva e compatta come sistema regione. E il fiore sardo ha questo vantaggio, che è l'unico formaggio sardo, oggi riconosciuto, riconoscibile. Gli altri due non sono sardi, uno è romano e ha i suoi pregi e i suoi difetti, l'altro è il toscanello, che poi l'abbiamo ribattezzato pecorino sardo perché i toscani si erano incavolati e non volevano chiamarselo toscanello, punto e finito, ma non ne siamo usciti da questi 3 formaggi. Parliamo adesso del pecorino romano. Il pecorino romano fa 150 milioni di dollari di international trade, è il più importante formaggio ovino commercializzato al mondo. Dopo di noi ci sono i francesi che commercializzano il Roquefort con 30 milioni di dollari di commercio, perciò noi portiamo fuori dall'Europa, perché fatturiamo in dollari, la più importante derrata alimentare ovina del pianeta. La Sardegna che ne fa il 95%, per cui parliamo di una dimensione su cui dobbiamo confrontarci, ci potrà bene, ci potrà dare male, però è la dimensione in cui dobbiamo confrontarci. Seconda cosa, i consumi, giusto, promuovere i consumi in Sardegna. La cosa più bizzarra è che i sardi non consumano l'unico prodotto che esportano, che è il pecorino romano. È una cosa bizzarra, in tutti i paesi, tutti quelli che fanno un prodotto, prima se lo mangiano e poi quello che avanza lo esportano e lo valorizzano. Ma è difficile chiedere a noi di valorizzare un prodotto che non consumiamo, è molto difficile perché non ce l'abbiamo questa, la mentalità di promuoverlo. Tuttavia, se noi sardi, vi dico quanti in un anno in Sardegna si consumano 1 miliardo e 200 milioni di pasti, pranzo e cena, questa è la quantità di roba che tutti gli anni fra sardi e gente che viene a trovarci ci mettiamo in bocca. Se noi consumassimo tutto il formaggio che consumiamo fra sardi e gente che viene a trovarci, a vario titolo, solo di pecora, dovremmo comunque esportare 2 kg su 3 di quelli che produciamo. Perciò noi per il patrimonio che abbiamo siamo obbligati ad esportare il formaggio. Siamo obbligati. E questo obbligo è un problema che ci dobbiamo porre in primis a livello di base. Non dobbiamo lasciare l'esportazione in mano a 3 persone, perché oggi questo patrimonio che rappresenta i 2 kg su 3, che oggi sono 4 su 5, che se ne vanno fuori dalla Sardegna, è in mano a 3 persone. Questo è il problema serio e dobbiamo partire dal basso per poter smontare questo trust. I trust hanno sempre impoverito
chi produce e hanno arricchito chi fa le transazioni. E questo è il problema di fondo ed è il problema politico su cui ci si confronta. È chiaro che chi ha in mano le briglie del cavallo non te ne molla, è evidente. E se fai soldi illecitamente è ancora più difficile smontare, perciò la concorrenza deve essere interna. Finisco, buone notizie. Le buone notizie sono che le cooperative non sono tutte il male, anzi le cooperative a mio avviso sono il bene. C'è un problema però che su 24-25 strutture di trasformazione cooperative in Sardegna 20 hanno problemi, zoppicano, 4-5 sono virtuose. Le 4-5 virtuose pagano tutte le altre sopra gli 85 centesimi. Questo è il modo di essere virtuose. Alcune anche sopra l'euro hanno liquidato. Per cui se ci si incammina su una strada virtuosa, se le cooperative che ce l'hanno fatta danno una mano a quelle che non ce l'hanno fatta, non ce la fanno. Perché nello statuto c'è una regola di sussidiarietà nel momento in cui le altre, perché entra in cooperativa? La cooperazione è un fatto storicamente straordinario che porta a quella che è l'obbligo di sostenere gli altri, non solo dentro la cooperativa ma anche fra le cooperative, sta scritto in tutti gli statuti. Allora se chi ce l'ha fatta dà una mano a chi non ce la sta facendo, soprattutto in temi di management e soprattutto in temi di ricambio, come dice giustamente il Presidente, della struttura verticale della cooperativa, forse anche le cooperative che non ce l'hanno fatta ce la potranno fare. E adesso vi dico una cosa che io penso profondamente, il Gesuino che sta dentro il sistema delle cooperative potrà testimoniare. Perché le cooperative fino adesso sono arrivate a questo punto? Perché hanno ragionato nei termini del campanile. Perché la struttura di direzione delle cooperative non è stata fondata su un tecnologo caseario e un esperto di commercializzazione dei formaggi, ma su altre due figure che è la presidente della cooperativa da una parte e il casaro dall'altra. Con tutto il bene che vogliamo ai casari, i casari sono conservativi perché sono su connotto. Con tutto il bene che vogliamo, il presidente della cooperativa è molto più preoccupato su chi si occupa rispetto su quelle che sono le prospettive, in termini generali. E perché il pecorino romano va bene? Il pecorino romano va bene per tre motivi. Primo, perché è facile da trasformare. Secondo, perché non si butta via manco un litro di latte, perché lo ammazzo con 7 litri di sale e non c'è uno scarto. Uno dei problemi che si è avuto con il pecorino romano è che si marchia tutto, non c'è un prima, non c'è più di seconda, non c'è marchia tutto buono. E può andare negli Stati Uniti perché con quel sale le salmonelle non le trovano manco morto, per cui entra tranquillo, un prodotto morto e l'FDA non trova nulla in quel formaggio lì. No, è evidente che è facile. La terza cosa, quello più subito, era che il pecorino romano si lavora a mano, molto a mano, c'è molta manodopera nel pecorino romano, per cui io mi posso gravare la cooperativa di manodopera, che è comunque un respiro che posso dare alla comunità, però sono dei costi che io devo sopportare. Ecco perché si fa pecorino romano. Perché era facile darlo agli industriali che poi ce lo potevano vendere. La ricerca, e chiudo, cioè le buone notizie è che si può fare, perché qualcuno ce l'ha fatto, lo sta facendo, con la cooperativa, ma il terreno su cui dobbiamo andare è fare la competizione con gli industriali sui loro prodotti, competere lì. La ricerca, chiaro che la ricerca dà una mano quando ci vengono fatte le domande, ci vengono chiesti le cose. Io su questa cosa della termizzazione me ne ero occupato quando ero presidente dell'UCPA, quando ci siamo visti, quello che ha certificato anche il Fiore Sacro, l'organismo di certificazione. E la prima cosa che avevo chiesto al suo predecessore, poi anche a lei, era: ma come mai nelle mini caseifici, parliamo proprio di mini caseifici, ci sono le caldaie, se uno fa solo Fiore Sacro? Lasciamo perdere gli industriali su cui poi potremo fare la nostra azione, ma iniziamo anche fra i sorci, piombiamo le caldaie, iniziamo a piombare le caldaie. Cosa se ne fa uno di termizzare il latte se fa un cru? È quello un po' semplice, non c'è quello di ricerca, basta metterci un piombo e la caldaia non si usa. E dopodiché andiamo a verificare quelle che sono le trasformazioni che avvengono dentro il latte quando viene termizzato. Allora, a questa domanda ben posta io le prometto che le darò una risposta, mi ci metto a studiare e le darò una risposta su questo argomento della simulazione. L'ultima cosa è quello che riguarda le quote latte. Questa è una roba, probabilmente Gesuino ne ha sentito parlare tanto prima di me. Io quando mi sono affacciato, sembra così, ma io sono 36 anni che
vado in giro a fare questo mestiere, prima da studente perché lavoravo e studiavo, sempre con le cooperative, con la Lega, e poi dopo che mi sono laureato ho fatto tanti mestieri, sempre in Campania, compreso il insegnante. Bene, la cosa delle quote latte è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché il latte di pecora è una goccia rispetto al mare del latte di vacca. È proprio il problema della crisi della pecora è locale, anzi è sarda. Nel resto del mondo non c'è. L'altro giorno ero in Sud America, parlavo con i brasiliani, questi qui si stanno attrezzando uno stato che è Santa Caterina per produrre latte di pecora e capra. Hanno fatto questa decisione, hanno preso, sono venuti da me a dirmi: professore, ci viene a insegnarsi come si produce il latte di pecora, perché dobbiamo mettere a ballare 30 milioni di pecore da latte, cioè parliamo di queste dimensioni. Perciò non c'è la crisi del latte di pecora, la crisi è nostra, e sappiamo, come mi è sembrato di capire dal parterre e anche dagli interventi, secondo me qui dentro ci sono tutte le risorse per risolverla, per non esportarla e non farcela risolvere da fuori.